Allora, bentornati su Fisher Channel. Dopo questa pausa pubblicitaria, siamo in diretta anche adesso su YouTube, ci dicono, quindi possiamo fare anche un breve riepilogo di quello che sta accadendo, perché i seggi si sono chiusi un'ora fa, ecco. La situazione per il momento, vi vado a elencare i dati dell'affluenza. Comunque c'è stata un'affluenza discretamente alta, ecco, rispetto agli anni precedenti, questo sicuramente. Aspettate un attimo perché c'è un audio di ritorno. Allora, eccoli qua, i dati dell'affluenza che ci sono pervenuti alle 23 sono i seguenti. A Padova, che è il capoluogo, aveva votato alle 23 il 70,09 degli aventi diritto, mentre la media è di 76 in provincia. Diciamo che la mattinata era iniziata sottotono perché c'era una media dei 19 circa, ecco, sul voto. Quindi diciamo che era particolarmente bassa, poi si è stabilizzata verso le 19 e infine è salita alle 23. Attualmente è in corso lo spoglio dei comuni, tra poco avremo anche dei primi risultati, come stavo dicendo. In particolare siamo a Padova, dove per ora è stata sezionata, a meno che non ci siano delle modifiche. No, è stata scrutinata una sola sede, ve la possiamo dire, è la sezione 139, dove Bitonci con il 47,01 per 244 voti domina su Giordani, che si ferma con 129 al 24,86%. Segue Arturo Lorenzoni con 91 voti, 17,53%, Borile con 40 e 7,71. Vediamo, ci sono delle novità dalle piazze? Probabilmente sì. Allora mi confermano appunto che nella sede di Lorenzoni non ci sia nessuno. La sede di Bitonci, quella Larcella, non c'è particolare movimento, logicamente è ancora presto per dare delle indicazioni. I nostri inviati sono, ve lo ricordiamo, a Padova, Abano Terme e Vigonza. Questi sono i nostri 3 inviati. Vediamo se ci sono delle novità anche sullo scrutinamento. No, continua a persistere solo la 139 di scrutinata nel comune di Padova, quindi io direi di andare in provincia a vedere se ci sono dei primi dati, oltre appunto all'affluenza sugli scrutini. Allora sì, ci sono delle sedi scrutinate, l'unica che ha iniziato è Padova però, e quindi siamo appunto a capo. Padova ne risultano 3 scrutinate, le altre sono ancora tutte da vedere. Allora, ecco l'elenco dei comuni che possono andare eventualmente al ballottaggio. Sono Abano Terme, Padova, capoluogo, e Vigonza. Abano Terme ha 16.000 aventi diritto, Padova 163.000 e Vigonza 18.000, tutti ovviamente superiori a 15.000, che è la soglia per dopo della quale scatta il ballottaggio. Allora, come vi dicevo un'ora fa, i dati sull'affluenza che sono cresciuti vertiginosamente dalle 19 alle 23 indicano che appunto i padovani non erano sicuramente a casa. L'avete visto anche nel telegiornale delle 20:30, molti hanno preso d'assalto il mare. Gli exit poll per ora i nostri sono confermati, infatti torniamo sulla schermata eccoci qua. Bitonci al primo turno infatti è segnalato come dominante, poi al secondo turno si vedrà, ma molto probabilmente, avendo anche i voti di Giordani e Lorenzoni uniti,
ci sarà una maggior pressione, ecco, sul candidato sindaco di centrodestra. Per ora da Abano non ci giungono notizie, i candidati risultano quasi tutti dentro le sedi, dalle ultime notizie. Sì. Vediamo sede di Giordani, non c'è nessuno. Mandiamo l'inviata alla sede di Giordani, così ci può dare delle notizie più fresche. Ecco, mi metto l'auricolare anch'io, me l'ero tolto durante la pausa. E poi continuiamo perché insomma la serata è molto lunga, è appena mezzanotte e 4, un'ora fa appunto si chiudevano i seggi, non mi va più dentro, perché forse ho sbagliato l'orecchio, perfetto, sono un genio del male. Allora, ribadiamo i sondaggi intanto perché è importante. Allora, per quanto riguarda Abano Terme, il sondaggio parla di un campionamento di 600, Boccardo e Barbierato andrebbero al ballottaggio, mentre Talarico sarebbe la terza. Chiarelli, Lazzaretto seguirebbero, poi Di Bari e Gruppo, questi posizionamenti. A Padova, secondo i sondaggi, Bitonci, secondo Giordani Lorenzoni, sposato un po' spostato, ancora più indietro Borile, Bordin e Meridi, che stanno sulla soglia dello 0,3%, quindi una soglia comunque molto bassa. Andiamo a vedere sul comune di Padova se ci sono delle novità. Ma non mi risulta, no, sempre scrutinata solo una, la 139. E quindi andiamo a controllare anche in provincia, se nel frattempo abbiano cominciato a scrutinare da qualche parte. No, non ci vengono ancora dati neanche dalla provincia. I nostri inviati logicamente non possono entrare dentro le sedi, quindi adesso vedremo se qualcuno si sbottona in modo da avere dei dati anche sicuri. Per il momento, allora ribadiamo i dati che c'erano arrivati prima di mandare qualche servizio, perché per il momento appunto non ci sono sezioni scrutinate in provincia, quindi attendiamo un attimo e rivediamo i dati appunto dell'affluenza, ecco, prima di collegarci anche con le nostre sedi. Ecco, un secondo perché allora ci arrivano messaggi alla diretta imbarazzanti, ma bisognava votare, dipende da che comune. Ecco, i comuni al voto che ve li vado ad annunciare quali erano, giusto per capire, per chi ignora che si andasse a votare oggi. Oggi si votava per i comuni di Abano Terme, Conselve, Gazzo, Granze, Loreggia, Lozzatestino, Merlara, Padova, Piombino Dese, Pozzonovo, Sant'Urbano, Saonara, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vescovana e Vigonza. Solo in 3 di questi comuni è possibile andare al ballottaggio, ovvero Vigonza, Padova e Abano Terme. Per il momento, allora, sono pervenuti tutti i dati sull'affluenza. L'affluenza totale è del 70,06, alle 12 risultava del 21,47 in media su tutta la provincia, 44,34 alle 19 e 60,78 alle 23, dato definitivo 70,06 appunto. Andiamo a controllare se ci sono delle novità. Logicamente
quando perverranno le sezioni scrutinate anche nel comune di Padova, perverranno tutte assieme. Molto probabilmente arriveranno le sezioni scrutinate tra un'ora, tutte d'un colpo, tra l'una e le 2 dovrebbero cominciare ad arrivare. Nel frattempo, vediamo, gli inviati ci inviano dalla sede di Giordani, che è ancora dentro, ma non si vedono particolari movimenti, ecco, dalla sede di Giordani. Riusciamo a farla vedere un attimo, ecco, senza che la debba trasferire, e poi lo facciamo vedere con metodi proprio da pro. Eccoli qua. Questa è la sede di Giordani, attualmente non c'è movimento. L'inviata per il momento la lasciamo ferma perché non avrebbe senso andare a intervistarli in questo momento, che anche loro, i candidati, stanno attendendo le risposte. Ovviamente la tensione sarà palpabile. Andiamo a vedere un attimo, perché sono interessato da questa cosa, visto che abbiamo una sola sezione scrutinata che è la 139, come la 139 si era comportata nel 2014. Allora, esattamente nella stessa maniera, perché anche qui nella mappa del 2014 risulta che la 139 fosse andata a Bitonci come lo è andata oggi, quindi non ci sono variazioni per il momento. Torniamo in provincia, ci spostiamo, torniamo in provincia, se la ritrovo perché me la sono persa perfettamente. Ok, eccoci qua, nessun mutamento. Allora io direi di mandare qualche servizio, ecco, per farvi conoscere almeno chi fossero i candidati sindaci. Quantomeno mi interesserebbe mandarvi in onda quello di Lorenzoni, perché diciamo che Lorenzoni era l'outsider e sicuramente è bello vedere come si sia organizzata un movimento, ecco, la coalizione civica si è organizzata solo per queste elezioni e quindi è interessante vedere com'è nata il servizio. Antonio Lorenzoni è il notato outsider Palazzo Moroni. Proveniente da coalizione civica, è stato votato ed ha vinto tra altri 2, diventando il candidato sindaco. Il suo movimento si è formato in occasione delle elezioni per creare un'alternativa ai voti di partito e, riunione dopo riunione, sempre più gente si è unita alla sua causa. Più volte ha cercato un confronto con il rivale Giordani, che però si è sempre negato. Ora è lui il vero candidato di sinistra a sfidare i Golia della politica. Ce la farà? Rieccoci in studio. C'è stato un problema tecnico, vedo. Purtroppo non era allineato il servizio. Ci scusiamo, ma adesso proverò addirittura io a modificarlo da qui. Dovrei riuscirci in linea di massima. Ok, ce l'abbiamo fatta. E allora parliamo proprio di Arturo Lorenzoni, perché ve lo vado a presentare. Un secondo che ci troviamo fuori. Eccolo qui. Secondo lo sto sistemando perché poveretto, se no. Eccolo. Arturo Lorenzoni, eccolo qui, l'uomo che ha fatto il miracolo con coalizione civica. Però io mi sono perso proprio lui. Dove è finito? Sì, che si è mangiato Lorenzoni. Eccolo qua. Perdonatemi. Allora, Arturo Lorenzoni, ecco la biografia. 50 anni, 3 figli, docente di economia
dell'energia all'Università di Padova, esperto delle politiche per l'energia e per l'ambiente, presidente di Fondazione Fontana Onlus e da sempre impegnato nel volontariato. Appassionato di sport, ha giocato nel rugby nelle file del Petrarca, con cui ha vinto un titolo italiano, e nella società Treppini in vari campionati. La sua scelta di mettere le proprie competenze a disposizione della città è maturata solo recentemente, dopo l'incontro con Coalizione Civica per Padova, di cui ha accolto immediatamente l'autentico carattere partecipativo e il potenziale innovativo per la politica cittadina. Per Coalizione Civica è il candidato sindaco in questa tornata elettorale. Eccoci qua, bentornati in studio. Allora, mi dispiace, non trovavo più il foglio. Povero Arturo Lorenzoni, eccolo qua, guardate che bella faccia, telecamera. Lui per il volantinaggio e i suoi cartelli ha usato un metodo, quello dell'autofinanziamento, che è stato utilizzato da tutto il suo partito. Belle sono partito, lista civica, non è un partito. Belle sono state anche le sue iniziative, come circondare Palazzo della Ragione, di cui abbiamo un servizio, e se riusciamo ve lo potremo addirittura proporre. Un secondo che andiamo a ricercare, perché logicamente se lo troviamo fuori, perché dobbiamo andarlo a cercare in archivio. Vediamo, Arturo Lorenzoni quando abbracciava purtroppo non lo vedo più in archivio, deve essere stato archiviato ulteriormente, quindi non siamo in grado di riproporvi attualmente il servizio. Allora vediamo se ci sono delle sezioni scrutinate nel frattempo, perché se è cambiato qualcosa più che altro. No, non vedo. Sì, ecco, è arrivata una seconda sezione scrutinata, la numero 70, vedo, in cui anche qui Bitonci ha vinto. Vediamo nel 2014 la 70, confermo anche nel 2014 l'aveva vinta, proprio qui. Attualmente, allora, ecco, leggiamo i dati della sezione 70 di Padova. Schede bianche 2, schede nulle 2, voti contestati 2, schede totale di voti validi 538, totale votanti 544. 191 preferenze sono andate al candidato sindaco Massimo Bitonci con il 35,50%. A seguirlo di 10 punti di distacco Sergio Giordani con 181 preferenze, 33,64%, seguito da Arturo Lorenzoni con 126, che si è fermato al soli 23,42%. A seguire 27 schede per Simone Borile, 5,02, 10 schede per Luigi Sposato con 1,86, 3 schede per Casa Pound con Maurizio Meridi, 0,56, Rocco Bordin si ferma sullo 0, non oltrepassa questo limite. Purtroppo ogni tanto ci sono delle sezioni talmente piccole che non le riesco a vedere neanche io, ma non dovrebbero esserne arrivate altre per il momento, quindi ci spostiamo ad Abano Terme, ecco. Vediamo le statistiche intanto, perché secondo, perché si sono tutte messe male. Ok. Ad Abano alle 12 l'affluenza era del 19,97%, mentre nel 2016, sì, un secondo che non mi ricordo, non vorrei dire delle stronzate, ecco, se ritrovo i dati del 2000, della passata tornata elettorale, eccola qua,
secondo perché devo trovare le statistiche, eccolo qua. Allora, nel 2016, cioè un anno fa, al primo turno avevano votato il 21-28%, quindi diciamo che c'è stato un abbassamento, almeno nella fascia oraria fino alle 12. In successione alle 19, un secondo che arriva alle 19, la regia se ci aiuta, eccola qua, alle 19 aveva votato il 41,66, mentre nel 2016 alle 19 aveva votato il 54,13 ad Abano Terme. L'ultimo dato 68,72 era delle 23. In questa tornata l'ultimo dato ad Abano è del 68,72, quindi gli stessi identici voti ci sono stati ad Abano. È un po' ambigua la cosa. Ovviamente questo è il dato definitivo. Vediamo se ci sono delle sezioni scrutinate nel frattempo. No, solo Padova continua a scrutinare, gli altri per ora non ci danno notizie. Torniamo un attimo in studio, grazie, perché penso sia fastidioso vedere in continuazione, grazie. Ci sono anch'io che sto morendo di caldo, giacca e cravatta senza aria condizionata in studio. Perfetto, vediamo se ci sono altre sezioni scrutinate nel frattempo, perché no, attualmente non ci sono altre sezioni scrutinate neanche a Padova. Accidenti, siamo bloccati, perfetto. Allora, siamo sicuri, e questo è un dato quasi definitivo, che tutti i comuni andranno al ballottaggio. Almeno su questo dovremmo essere sicuri. Non ci dovrebbe essere una vittoria al primo turno per nessuno, perché comunque i dati dell'affluenza sono troppo bassi per indicare che qualcuno possa andare o possa anche solo pensare di andare al ballottaggio. Però li ho persi di nuovo, eccoli qui i nostri dati di affluenza. Voilà. 70,06 è il generale, 70,09 per Padova, per andare in diciamo 50 più 1, o tutti i voti di tutte le sezioni sono per il candidato che riceve i più voti, oppure si va al ballottaggio, appunto. L'exit poll dà Bitonci in vantaggio, però non diamo tutto per scontato, ecco. Nel frattempo, se possiamo, se lo trovo fuori, eccolo qua, vi leggevo. Ah, eccolo qua. Un attimo, non mi vedo neanche più io, scusate. Camera, grazie. Allora, mettiamo, se la regia mi aiuta, con una bella foto di Giordani, a questo punto. Allora, abbiamo avuto dei problemi, ma tranquilli, si risolve tutto. Ok. Se la regia può partire con le immagini, iniziamo a leggere anche cosa dice Giordani. Regia, grazie. Ok, questo è il discorso di Sergio Giordani ai padovani. Padova in questi ultimi anni ha perso la propria direzione e oggi abbiamo la grande opportunità di farla tornare a crescere. Insieme siamo chiamati a spenderci in prima persona perché Padova sia realmente prima e non soltanto negli slogan delle campagne elettorali.
Io sono un imprenditore, non vivo e non vivrò mai di politica. La mia professione mi ha insegnato in tutti questi anni che le sfide si vincono amando il proprio lavoro e mettendoci passione e determinazione. Ma non è solo con il confronto aperto con tutti che nascono le scelte migliori. Sono certo che insieme potremo riaccendere una nuova speranza per la nostra bella città, per renderla più sicura, più verde, più attrattiva e più attenta alle giovani generazioni. Il mio partito è la città di Padova. Questo era il discorso di Sergio Giordani, rieccoci in studio. Andiamo a prenderci anche Bitonci. Poi andremo a leggere anche la biografia di Bitonci. Nel frattempo andiamo a vedere se ci sono qua, se c'è qualche nuova sezione scrutinata a Padova. Perdonatemi, non vedo le sezioni, poi sono finite. Eccoci qua. Sì, confermo, sono arrivate un paio di altre sezioni. Eccole qua. Oh, c'è un risultato sorprendente perché in due sezioni, scusate, in una sezione del centro, ha vinto Arturo Lorenzoni, se l'è presa lui. Eccolo qua. La sezione è la 21, quindi Padova centro, schede bianche 1, schede nulle 2, voti contestati 0. Totale dei voti validi 432. Arturo Lorenzoni con 140 voti si porta a casa la sezione con il 32,41. A distacco di 2 voti Sergio Giordani con il 31,94. Distacco di una decina di voti invece per Massimo Bitonci, 30,32. 19,440 per Simone Borile, 3 voti per Luigi Sposato, 1 per Rocco Bordin. Ecco, sono contento anche che Lorenzoni con la sua coalizione civica abbia ricevuto una sezione tutta per lui. Poi è pervenuta anche la sezione 113, schede bianche 7, schede nulle 5, voti totale validi 619. Con 257 voti si porta a casa Bitonci la sezione, 41,52% la percentuale, seguito da Sergio Giordani con il 28,11, 174 voti, a seguire Arturo Lorenzoni 108, 17,45, 56 voti per Simone Borile, 9,05, 17 voti per Salvatore Sposato, Luigi Salvatore Sposato, perdonatemi perché nelle statistiche è scritto come Luigi Salvatore Sposato, quindi se sentite un Salvatore è sposato. Detta così è brutta, vabbè. Un Salvatore Sposato, ok. Rocco Bordin 4 voti, 0,65 e Maurizio Meridi 3 voti, 0,48%. Vediamo se ci sono altre sezioni scrutinate. No. E qua ci fermiamo quindi. Allora, io direi, se ci riusciamo, perché non è così scontato che ci riusciamo, di mandare un attimo la pubblicità e poi tornare qua assieme, se ce la facciamo. Se la regia ci aiuta, perché anch'io ho problemi poi. No, la regia non ci aiuta, perfetto. Com'è che si manda la pubblicità? Non me lo ricordo più, perché c'ho il server qua davanti, ma non mi ricordo come si manda la pubblicità. Allora, non lo so. E allora non andiamo in pubblicità, perfetto. Dopo me lo faccio rispiegare appena tornano i tecnici. Perdonatemi. Allora, andiamo a vedere se in provincia è arrivato qualcosa di nuovo. Voilà. Provincia, scrutini della provincia, attualmente no, niente, ancora niente.
Solo Padova risulta in corso di scrutinamento con 5 appunto sezioni scrutinate su 206. Abano Terme ne ha 18 da scrutinare con Selve 10, Gazzo ne ha 3 da scrutinare, Granze 2, ecco perché era così veloce, Loreggia 8, Lozza Testino 4, Merlara 3, Piombino Dese 10, Pozzonovo 3, Sant'Urbano 3, Saonara 8, Teolo 11 sezioni, Torreglia 6, Veggiano 3, Vescovana 2 e Vigonza 20 sezioni. Ecco, speriamo che entro mattina le abbiano scrutinate tutte, altrimenti noi siamo qua fino a mattina. Direi che con sto caldo sarebbe meglio evitare. Per ora non ci sono altre notizie, quindi io direi di passare al comune di Abano Terme, perché anche lì c'è una sfida molto accesa, ci sono 7 candidati. Adesso se mi lasciate un attimo il tempo dovremmo riuscire a vederli tutti nella maniera più corretta possibile, perché appunto il problema tecnico di prima l'abbiamo risolto parzialmente, però serve un po' più di attenzione da parte mia e sicuramente di centrargli le foto a tutti, se no poveretti si beccano con la faccia tagliata. Ok, allora ad Abano Terme la sfida era a 7. Iniziamo dalla candidata Stefania Chiarelli di Abano Viva, continuiamo con Monica Lazzaretto, eccola qua, di 35030, poi Paolo Gruppo di Abano Risorge, se riusciamo a velocizzare anche, di Bari con Cambi Abano, lista civica, siamo morti, regia, Federico Barbierato appoggiato dal PD, Barbierato sindaco, Cittadini per il Cambiamento, Passione Abano, Sport, Turismo e Ambiente. Poi, ok, grazie. Boccardo, sostenuto da Lega Nord, Forza Italia, Abano dice no, Turismo è lavoro e Abano città sicura. E infine chiude la carrellata Sabrina Talarico con 4 liste civiche a suo sostegno. E proprio rispetto, possiamo tornare in studio, grazie, eccoci qua. E proprio riguardo a Sabrina Talarico dovremmo essere in grado di mandare un servizio, se ci riusciamo. Secondo. Se ci riusciamo mandiamo un servizio su Sabrina Talarico e sulla sua campagna elettorale. Qual è la sua idea di Abano Terme? La mia e la nostra idea di Abano Terme è quella di una città che ritorna ad essere prima destinazione turistico-termale d'Europa, possibilmente anche del mondo, una città dalle 2B, benessere e bellezza, dove si sta bene, dove i cittadini vivono bene e dove i turisti vogliono arrivare. Dunque una città che può rilanciarsi perché ne ha le potenzialità proprio nel panorama, diciamo, turistico e naturalmente con una grande ricaduta sul piano economico e sul piano sociale della vita dei cittadini. È stata una grande campagna elettorale quella di Sabrina Talarico. Il primo grande evento organizzato dalla sua civica si è tenuto in febbraio.
142 persone divise in tavoli tematici hanno dato vita agli stati generali. Da lì, giorno dopo giorno, si sono unite sempre più persone sino a presentare 4 liste a lei collegate. All'interno troviamo specialisti, volti noti e semplici cittadini. Direi che per noi sono pari merito, che il turismo come la cultura, come lo sport, come la sicurezza sono temi che, se portati avanti insieme, poi trascinano tutti gli altri, perché occuparsi di questi 4 temi qui in questo territorio significa far ripartire l'economia, quindi far ripartire il commercio, fare ripartire l'indotto, fare ripartire anche la socialità e anche i servizi sociali, perché più si fa appunto ripartire il turismo e lo sport, e poi intendiamo cosa intendiamo, più la società diciamo ritorna a quella benessere che non è solo economico ma è anche psicofisico, perché è tutto legato, no? Sappiamo che le cose sono tutte legate e quindi a questo noi vorremmo ritornare. Il turismo sicuramente è il tema principale, noi siamo una destinazione turistica, una volta eravamo la prima d'Europa, turistico-termale, forse abbiamo perso questo primato, però dobbiamo recuperarlo. Sono stati 7 mesi intensi ed ora è il momento di tirarne le fila. Allora, per noi è stata una campagna elettorale bellissima, condotta con grande entusiasmo, grande grinta e soprattutto con una parola d'ordine: non aggressione. Noi non abbiamo aggredito i nostri competitor, abbiamo lavorato molto sui contenuti, sulle persone. Siamo andati nei quartieri, abbiamo parlato con le famiglie, abbiamo organizzato degli eventi di intrattenimento per i bambini. Noi crediamo di aver fatto del nostro meglio. Speriamo che i cittadini di Abano ci premino per il nostro lavoro e speriamo ovviamente di vincere. Pensiamo di poter dare tantissimo a questa città, non solo io come candidato sindaco, ma tutta la nostra squadra. Eccoci in studio, dove dovremmo esserci ancora. Allora, questo era il servizio. Un secondo, perché mi fanno segnali di fumo strani. Sono io che sono il problema o c'è qualche problema di forza maggiore? Non ho esattamente capito. Nel frattempo continuiamo perché